Veniamo adesso allo sciopero dei dipendenti degli uffici APT a Palazzo Balbi, manifestazione corteo di protesta dei lavoratori dell'azienda provinciale per il turismo di Venezia. Alla base dell'agitazione il blocco dei finanziamenti regionali già previsti a bilancio ma inspiegabilmente fermi. Alessia Piovesano. I piedi li battono davanti a Palazzo Balbi per farsi ricevere. I 70 dipendenti della PT di Venezia e provincia vogliono avere dalla regione una risposta sul loro futuro, sul futuro delle aziende di promozione turistica, agenzie della provincia cancellate dalla nuova legge sul turismo da gennaio prossimo. Fino ad ora anche nel veneziano era l'APT a gestire il servizio di informazione turistica gratuito nei 15 sportelli di centro storico e litorale. Ora la regione, che trasferiva fondi alla provincia, sta chiudendo i rubinetti, manca a bilancio 1.300.000 euro. E la provincia ha annunciato la liquidazione dell'ente. Da settembre anche gli stipendi APT sono quindi a rischio, dicono gli addetti. Cosa chiederete alla regione a questo punto? Di mantenere sicuramente i posti di lavoro e darci comunque un futuro garantito per le nostre famiglie. È come chiudere i pronto soccorsi per dare i soldi per la ricerca della forfora, perché quello succede, perché noi facciamo i servizi primari, cioè di accoglienza e formazione turistica. È folle questa cosa perché il 50% degli arrivi di tutto il Veneto sono nella provincia di Venezia. Oltre alla città storica abbiamo le spiagge e quindi non avere un sistema di accoglienza e di informazione turistica è follia. Tra comune commissariato, provincia in scadenza e città metropolitana in ritardo, la strada è in salita anche per la regione. Cosa succederà ai lavoratori APT? Questo non lo so nemmeno io, perché non sono lavoratori dipendenti della regione dove la regione può intervenire direttamente. Si sente di dare garanzie che avranno i loro soldi almeno fino a gennaio 2015? Ma la garanzia la può dare un atto ufficiale e un atto ufficiale lo può dare solo la giunta o il consiglio regionale. La giunta si riunirà il prossimo 26 agosto e si parlerà dell'emergenza stipendi. Resta però la domanda su chi assumerà e pagherà il personale ex APT da gennaio in poi.